Adesso la parola ad Alberto Dragone, che è responsabile sviluppo percorsi per Terre di Mezzo. Alberto, parliamo un po' noi. Ieri nel dibattito addirittura è emerso che c'erano dei problemi in Sardegna, proprio, parliamo di territorio qua, a creare e a dare in qualche maniera quasi dei valori a dei circuiti o a dei percorsi culturali, anche proprio la difficoltà di creazione di un prodotto turistico culturale in Sardegna, in particolare uno che deriva da un progetto di un cammino, quindi insomma, quali sono, scusate c'è una mosca, quali sono gli elementi di difficoltà che tu trovi? Grazie Alberto, buonasera a tutti. Io da 3 anni ho questa collaborazione con Terre di Mezzo, che è l'editore leader in Italia sulle guide ai cammini, ma in realtà mi sono sempre occupato di editoria turistica. È stato ricordato questa mattina a Irone degli anni '80 e quindi, come dire, la mia vita professionale è nata in quegli anni. Le esperienze che io ho quindi guardato, osservato, commentato in più di 30 anni di lavoro mi consentono di dire che non c'è ombra di dubbio che un progetto culturale innervato sulle cose che abbiamo sentito tra ieri e oggi può diventare un progetto, un prodotto turistico concreto. E ricordo che, per farla molto in sintesi, un prodotto turistico esiste quando è fruibile ed è comprabile, punto. Tutto il resto poi è altro. Però il turismo dei cammini è stato ricordato e credo che la diversità degli interventi che si sono succeduti in questi 2 giorni lo ha confermato, è complesso. E io credo che su questa complessità vada fatta la riflessione, perché trasformare un progetto culturale in un prodotto turistico, se il progetto culturale è caratterizzato da una sua specifica complessità, questa sua specifica complessità, che è la sua natura e quindi in qualche modo è il suo senso, deve essere trasferito nel prodotto turistico. E questo avviene, a mio avviso, e dico a nostro avviso perché appunto faccio parte di un gruppo che lavora sui cammini da tanti anni, facciamo parte dell'Associazione Italiana Turismo Responsabile che lavora sul turismo lento da un sacco di anni. Può avvenire se vengono salvaguardate 2 regole fondamentali. La prima cosa è il coinvolgimento in ogni fase della progettazione che consente di trasformare un progetto culturale in un prodotto turistico, avvenga con il coinvolgimento della comunità, delle comunità che ne vengono coinvolti costantemente. È un processo complesso, è un processo che richiede tempi lunghi, non brevi, e a volte questo può, come dire, frustrare chi si sente portatore di un valore che ha delle ricadute socio-economiche importanti, si vorrebbe vederlo concretizzato nei tempi più rapidi possibili, ma l'esperienza a noi dice che a volte certe scorciatoie sono sbagliate perché si corre il rischio di inserire in questa fase delicata della progettazione degli elementi che sgretolano o mettono in discussione le radici più significative di quel progetto culturale, che deve rimanere anima del prodotto turistico. E questo vuol dire un'altra cosa, che i meccanismi usuali che la comunità scientifica ha elaborato sui fenomeni del turismo in questi anni non si possono applicare con automatismo su questo tipo di turismo. E quindi, come dire, occorre fare un lavoro di contaminazione anche nei confronti degli studiosi del turismo, dell'economia del turismo, eccetera, perché entrino dentro questi meccanismi diversi, che in parte sono ancora da codificare, per dare un contributo costruttivo, ma non pensando che quanto è stato elaborato rispetto ai processi di evoluzione e di crescita del turismo di massa siano applicabili. È tutta un'altra cosa. Questo ragionamento del metodo partecipativo è la chiave essenziale. E le esperienze che io ho visto in questi anni in Sardegna più da vicino, quelle che hanno avuto la capacità di non dimenticare questi passaggi sono quelle che si stanno consolidando. Questo ha una sua complessità, perché richiede che tutti gli attori,
dal livello istituzionale più alto, le norme nazionali e poi le norme regionali e via via, gli attori sul territorio organizzati, le singole associazioni, le persone che a volte sono protagoniste e testimoni di una certa nuovo modo di vivere il turismo, sappiano mettersi intorno a un tavolo e costruire una progettualità comune e condivisa. Senza questa operazione, secondo me, la complessità non si supera. Grazie. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.